Allora, anche questa settimana, come settimana scorsa e come settimana prossima, non abbiamo rispettato i tempi che vi avevamo promesso. Perché No. che giorno dobbiamo farli? Il martedì. E invece oggi è? Martedì. Mercoledì. Ma quando lo pubblico non sappiamo ancora che giorno sarà. Che io stasera c'ho da fare, tu? C'ho da fare. E allora non possiamo pubblicare il video. Quindi finisce qui il video. Vabbè, diciamo che noi proveremo a farlo il martedì. Esatto, allora una cadenza regolare sarà una volta a settimana esce la nostra video. Facciamo questo perché non possiamo fare promesse troppo ampie, cioè troppo dettagliate. Abbiamo trovato un bel po' di stati da leggere. Sì. Ma abbiamo pensato una cosa che vi dirà Noemi adesso. Vai Noemi, dillo in quella camera lì. Non mi hai detto niente. Lo so. E allora? No, che per mandarci i prossimi stati lo potranno fare tramite una casella mail. Che è? Chiocciola. Quello è un profilo Instagram. Sono stato io 2020 @gmail.com. Brava, non ho stato io 2020 @gmail.com sarà la mail a cui voi potrete inviarci gli stati ignoranti da leggere nel prossimo Video. Ma prima di andare avanti vi voglio parlare di Filmora 9, il programma con cui sto montando questo stesso video che state guardando. Filmora è un programma di editing e montaggio veramente molto carino, pieno di tutto. Potete importare i vostri file, troverete grandi librerie di suoni da poter utilizzare, di canzoni, dei titoli che potete inserire nei vostri video, come quelli che vedrete in questo video stesso, delle transizioni molto carine, tridimensionali o le classiche. Insomma, quello che vi serve c'è. Che vi serve? Un effetto? Ne abbiamo una cifra qua su Filmora 9. Vi serve un elemento? Basta cliccarci, lo scegliete, lo guardate prima ovviamente perché se vi piace e poi lo inserite nel progetto. E una sezione split screen. Ma non solo questo, perché grazie a Filmora potete fare i video come me, solo che mi sono più bello. Nel pubblico oggi abbiamo tanta gente, perché abbiamo il nostro amico Biagio, la Baby, abbiamo Claudia, la mia vicina, quella a cui avete fatto gli auguri, abbiamo il fidanzato di Claudia, che voi non potete immaginare come ride il fidanzato di Claudia. E c'è addirittura Davide, ragazzi, c'è addirittura Davide, stiamo scherzando se c'è Davide. Quindi direi che siamo pronti a partire con il nuovo... Non ho stato io. Devono fare però? Dovete lasciare un mi piace. E poi? Dovete commentare. 3 persone dovete No, taggare. no, Sì. non devono taggare, Allora tu tanto- mi fai dire sempre 3, quindi mo 3 e basta. No, poi si devono... Iscrivere A al cosa? canale di YouTube. Che è? Chiocciola YouTuber. No, quella è Instagram, non ci riusciamo mai. YouTuber dico la verità. YouTuber di Colaventi, invece su Instagram chiocciola YouTuber. Brava. Partiamo subito Sì. e cominciamo subito con gli stati. Stavolta non sono tantissimi come l'altra volta, non sono 40 ma sono 30. Va bene. Vendo note 3, si accende display, non si vede da gustare. G3 sempre il display. In che senso da tu come il telefono e poi fai. Ma la pasta è buona, ma la Samsung. Lot succer Tannamur e chi non de vo ben te pien scan passo tiemp ma sempre te broi. Che a volte è capitato a me, ho puntato tutto su di te, ma mi sbagliato. E vot succede che vas e non è mai sincer rai l'anim e cor e a te in cambi sul nu l'apostrofo lor. Cioè, sarebbero loro. Sì. Loro. L apostrofo lor sarebbe dolore, l'olor. Cuore spezzato, microfono, Pollice in giù. cuore spezzato, cuore spezzato. Che significa? Scusa. Ciò che perdi non lo ritrovi più. Domani. Buongiorno. Blocchi più gente tu che l'ernia disc. È tipo un hard disk dietro la schiena, capito? È l'ernia disc. Quanti giga è il tuo ernia disc? Cieco. Cieco una... Cieco una fidanzata. 361 di questo video. 61 e 80. Basta che sia viva. A lui piace
qualsiasi cosa, capito? Tra i 61 e i 14 anni, vabbè. Vabbè, sentiamo come deve essere, riprenditi. C'è come una fidanzata tra i 61 e i 14 anni. Deve essere dolce e gentile. E se io la vatto, deve stare zitta e farsi vattere. Ecco, quindi Non c'è bisogno di un sacco, ok, sì. Deve essere solo mia e non deve guardare gli altri masci, perché so geloso io. E non permetto questo. Batta coti. Maurizio Costanzo, scritto devo portare mattone a letto 28. Batta coti. Scivete in leggilo bene. YX. Boom. Onda energetica live. Mia fine è stato. Ti amo. Costume Wolverine. Il problema è che voi in questo momento non riuscite a vedere lui. Costume Wolverine, Miss L, elasticizzato come da foto, tranne scarponi, solo con segni a mano, usato una sola volta. Da lui, tra l'altro. Quindi, guarda questa dietro che è Greta Thunberg. Scioccata. È Greta Thunberg. È vero. Vendesi quadretto Madonna vintage. Sembra una bestemmia, capito? Quando ti arrabbi e fai Madonna Madonna vintage. vintage. Mobile che si trasforma a letto. Olè! Carrello spesa con ruote. Vendo gas. E c'è la foto del fardetto. Esatto. La Tu vai a cucina. casa sua, riprendi la bustina, apre, ti riempie la bustina e capite? E te lo vende a 50 euro. Ah, per chi è veramente interessato. PS, si effettuano traslochi. Scompro anche cantine a poco prezzo. Ma questo stava vendendo il gas, ma pure traslochi. Per info contattami ai numeri. Storiella. Che in realtà sarebbe una stirella. Stirella. Cioè tu con 10 euro puoi avere una storiella con il ferro da stiro. Vendo o regalo? Così. 2 spremiagrumi, lui o vende o regala. Poi decidi tu, cioè se lo vuoi pagare, tu lo paghi, se no te lo regalo. Semplice discorso. Microonde di colore. È razzista. No, è antirazzista perché lui vende quello di colore. Ah, ok. FIFO e freezer. E vuoi comprare il FIFO o il freezer? Cerco lavoro per mio figlio. All'attentato di aiuto cuoco. Mi tagli le cipolle! Michael ha 14 anni. Oh, sembra che a 17, 0, 20. Michael sarebbe Michael, presumo. Ha 14 anni. Oh, Oh, sembra che a 17, Sembra che a 17 020. che significa 020? Capito? E no, è uno 0, ragazzi, non è una Sembra O. che ha 17 o 20, però non. Ma messo uno 0, non è una O. Esatto, c'è uno 0. E ha pure 79 mi piace. Grande bufe, solo cose buone. Il buff lo puoi anche leggere in francese, eh. Certo. Il buff. Sono nata in Umbria, forse parlo il dialetto. Scusate, grazie. Ho risolto, spero. C'è una confusione in questo post che. Leggi prima questo di sotto. Questo è. Sono stanco, Capo. Sono stanco soprattutto del male che gli uomini fanno agli altri uomini. John Coffey. Esatto. Del Miglio Verde. E lui scrive: Grande film Emilio Verde. amore, lo devi imbarere a picchiare sul culetto e devi dire non si fa anche io, c'ho il gatto, me lo faceva per terra e lo baratto a non fa a terra. Ciao mamme, mia figlia ha 4 mesi e la pediatra ha detto che la settimana prossima la vuole iniziare a spezzare. Perché è più pratica da mettere in freezer, capito? Se non è troppo spazio. Voi come avete iniziato a spezzare i vostri figli? Con che cosa? La prima risposta è mia figlia aveva una linea tratteggiata a metà come i crackers. L'altro, io il mio l'ho spezzato a 3 anni e mi sono ritrovata con 2 figli da 1 anno e mezzo. Che pirla. L'ultimo con un grissino. I neonati sono teneri. Funziona benissimo, usato pochissimo. Mi direi Deo- cosa? Il deomificatore. Il deomificatore. Tablet 8 pollici più 2 custodi. 2 persone stanno là. Lettere? Lasciate a me. Che poi tra l'altro questo non è un tablet. No, è un È cellulare. palesemente un S7 Edge, un telefono. Amiche,
Meglio Yorkchild o Husky? Mio marito mi fa il cane. Amore? Io non capisco, veramente lo scrivono. Ciao mamme, regalo bambina 7 anni, intorno ai 20 euro, grazie. Ma... Ciao Fabi J, sono una tua trans. Non può chiamare Smeralda. Stamattina, camminando verso le scuole medie, mi vedo una scena agghiacciante. Che sarà mai successo? Vedo una mamma che grida chiedendo aiuto perché il suo bambino stava attraversando la strada. Fortunatamente in quel momento arriva un angelo. Un angelo chiamato The King. Ovviamente l'angelo sono io. Ho afferrato il bambino e l'ho preso al volo. Vedere la propria madre piangendo e abbracciando il proprio figlio mi dice: tu sei un angelo. Quindi è suo fratello, vabbè. Hai salvato mio figlio. Vedere la propria madre abbracciare un angelo, quell'angelo chiamato The King. Ovviamente io ho il nome The King. È stato bellissimo, non so come ringraziarti. E io in lacrime, Tutti quanti in lacrime. per aver salvato un piccolo cucciolo. La mia vita mi ha cambiato da adesso. Oggi per quel piccolo gli angeli non c'erano, ma un angelo sì, ed ero io. Comunque è un trailer questo. Sì. Non so. Qualche serie di azione che coinvolga anche un bambino di 9 anni amante di sparatorie e omicidi. Ma chi è? Il figlio di Gianni Savastano. Amo i bambini albini. Come ha fatto a venirti albino? Ha messo la salvietta a chiaffacolori. Che cazzo di domande sono? Ancora da colorare. Vorrei usare un giallo fosforescente, così risalta di più. La mia passione per le trichi d'India mi ha spinto a farlo. Però vi vorrei far guardare. L'hai visto? Ma non è quello il problema, perché effettivamente probabilmente questa È una triche. è una triche d'India. Sì. Non è una tigre. Non si può stare sempre zitti, perché non imparano mai. Siamo a questo mondo per concludere qualcosa, ma c'è gente che pensa solo per sé, ma il treno passa per tutti, o prima o dopo. Beh, direi che anche questa settimana il web ci ha dato delle grandi soddisfazioni, ma per settimana prossima tu non sai che avremo un ospite nel Ok. Non ho stato io, che voi conoscerete sicuramente, cioè, per forza dovete conoscerlo al 100%. Quindi questa settimana sfrenatevi a mandarci tutti gli stati più improbabili che trovate su internet all'indirizzo email nonostatoio2020@gmail.com. Come sempre vi ringraziamo per essere stati con noi. Noi invece con voi Che significa? Noi invece con voi ci siamo divertiti molto. tantissimo, quindi Sì. dobbiamo organizzarci un po' più spesso. Sì. Cioè, nel senso, voi Una volta sabato a settimana. che fate per esempio sabato? Che... una pizza. Sì, mi hai capito. Cosa importantissima, di condividere questo video su tutti i vostri social, quindi magari copiate il link e lo mandate su WhatsApp ai vostri amici, Sì. condividetelo su YouTube, Certo, mettetelo nel gruppo della vostra università, come no. camminate con un computer, andate fuori le porte delle persone, ma soprattutto, Commentate. a parte, no, Ah no, mettete mi piace. esatto, Seguite. Già l'hai detto. non ancora, su, Instagram, come mi chiamo? chiocciola youtuber. E invece su, YouTube, il canale come si chiama? youtuber Diego Laurenti. Esatto, che devono fare? Devono assolutamente... Seguire! No, iscriversi al iscriversi. canale. Esatto. Perché sulla faccia della terra ci sono due. Uno è il mare. Due è amare. Giusto. Ma andiamocene. Sì. Senza diavolo. Andiamo. Quindi sì, ciao, grazie sempre. Vabbè. Mi raccomando, salutate tutti quanti, dal primo al terzo.